Patrizio Bertin, presidente di Ascom Padova. Il ministro Franceschini sta pensando di rivedere il limite di 1.000 euro per i pagamenti in contanti. Voi come trovate questa decisione? Beh, noi l'abbiamo sempre sostenuto che dare più respiro al commercio sarebbe qualcosa di fondamentale e di importante. Il ministro Franceschini forse ha capito che anche con l'avvento dell'Expo arrivano tanti turisti cinesi o russi che loro amano muoversi con denaro in contante, quindi noi perderemo delle opportunità, perché se noi quando arriva qualcuno a comprare qualcosa gli diciamo no, mi devi dare i documenti, carta d'identità o cose varie, uno cambia completamente, non ama essere schedato per spendere il proprio denaro. Ma bisognava proprio aspettare l'Expo per prendere questa decisione, per pensare di riflettere su questa decisione, oppure si poteva fare anche prima, visto che il turismo, comunque l'Italia è una meta importante per il turismo? Bravissima, hai centrato il problema, noi l'abbiamo sostenuto sempre da quando anche Bersani aveva chiesto di portarlo a 300 euro invece che a 1.000 euro. Noi riteniamo che portarlo a dei livelli più accettabili per la comunità europea sia qualcosa di importante, anche perché gli altri paesi europei hanno dei valori molto più alti. La Slovenia è a 15.000 euro, tanto per nominarne uno più vicino a noi. Quindi ritengo che sia opportuno e doveroso da parte di un governo che vuole mettere in moto un'economia fare anche questo tipo di riflessioni. Tornando all'Expo, secondo lei ci sono opportunità per i commercianti di Padova? Padova è comunque vicina, insomma, una città vicina a portata di mano rispetto a Milano. Ne possono beneficiare? Beh, io ritengo di sì, anche perché stiamo facendo dei sforzi importanti con Promex, con la Camera di Commercio, per portare un turismo e anche un'economia nel nostro territorio, per far conoscere il nostro territorio, le nostre peculiarità, l'enogastronomia e poi anche tutta la cultura che abbiamo nel nostro territorio. Quindi ritengo che sia importante, sia doveroso da parte nostra essere preparati per accogliere questo evento, essere estremamente anche incisivi con la Regione perché ci siano tutte le opportunità da cogliere.